Ho sentito sì il signor Luciano, ci siamo parlati, ci siamo chiariti e lui ha detto che si è sentito usato, o meglio che il suo progetto è stato usato per scopi non corretti, diciamo per fini politici, per cui lui non si è sentito di essere oggetto, ecco, di campagna elettorale da più parti e quindi ha ritirato questa proposta. È il sindaco di Ponzano Veneto, Monia Bianchin, a raccontare i motivi per i quali questa mattina Luciano Benetton ha messo fine al mare di polemiche sorte intorno alla sua proposta, lanciata lo scorso autunno, di rivoluzionare la viabilità intorno alla storica sede del Benetton Group, sistemando l'incrocio di fronte e la successiva rotatoria, trasformando in privata via Minnelli, ma creando una nuova bretella verso la frazione di Ponzano e consentendo anche all'autobus di transitarvi, in più una serie di collegamenti ciclabili e un parco pubblico. Un intervento da parte di Benetton di 2.200.000 euro, opera di pubblica utilità per l'amministrazione di centrosinistra, scempio a totale beneficio del privato per le opposizioni e per i firmatari della petizione popolare da quasi 1.000 sottoscrizioni che attendeva ancora di essere depositata. Sono rimasta veramente un po', ecco, delusa, nel senso sorpresa, più che delusa, sorpresa, anche perché, ripeto, venerdì ero in provincia proprio per trovare una soluzione che potesse andare bene a tutti quanti. Un'ipotesi sul tavolo che poteva essere aggiustata e migliorata dunque, ma Benetton ha detto stop. Mi auguro possa ripensarci, ecco, noi siamo qui a disposizione.